sono rimasto lì come un cretino, aprendo la porta quel grigio mattino. Se ne erano andati in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. E lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui. Io sono nato con l'esistenzialismo, insomma, era l'esistenzialismo genovese che veniva dall'esistenzialismo francese. Eravamo tutti con maglioni neri e il Montgomery, insomma, perché era quello che si faceva allora. E insieme al Montgomery e al maglione c'erano i poeti francesi e le canzoni francesi, anche se dopo scoprì e mi resi conto che il maestro vero, quello più straordinario di tutti, era Trenet. E poi arriva questo Brassens che aveva appena cominciato, perché stiamo parlando del primo disco che aveva fatto, e Vian. E io amavo molto, mia madre si incazzava come una bestia perché sentivo il gorilla 10 volte al giorno e il gorilla non è proprio una musica per cui mia madre basta, vabbè, così. Le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. Brassens era il più nobile, il più serio, il più importante, era il più vicino a me perché, non perché dicessimo le stesse cose, ma perché c'era la stessa partenza di onestà, di pulizia, di pretesa di fare dell'arte. Ecco. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Noi eravamo tutti influenzati tremendamente dall'esistenzialismo francese, dalle cave parigine. Noi sapevamo che lì era passata veramente la storia della cultura, cioè Montand e la Greco erano interessanti dal nostro punto di vista, anche se erano grandissimi fenomeni di grande consumo. Mi sono spiegato? Naturalmente il debole vero, profondo, era per Brassens, il genio assoluto. Brassens e Brel, due figure incredibili. Io ricordo che arrivò un disco, un LP, non so, una cosa grossa, con le canzoni di Brassens e sconvolse un po' tutti, perché fu una grande avventura. Facemmo anche una spedizione per andare a raccogliere questo tipo di musica. Non, Jeff, tu n'es pas tout seul, mais tu fais honte à voir. Les gens se peignent notre tête, foutons le camp de trottoir. Allez, viens, Jeff. Viens. Il me reste 3 sous, on va laisser les boire. Chez la mère Françoise, allez viens, Jeff, viens. Il me reste 3 sous, et si c'est pas assez bête, il me restera l'ardoise. E bisogna pensare a cosa rappresentava la Francia culturalmente in quel momento, lo slancio che aveva, l'interesse che suscitava in tutti noi, da Sartre a Camus, insomma, e quindi il nostro debole per questo mondo culturale era assolutamente fortissimo. Gino ha avvertito la lezione di Brel, ha avvertito la lezione di Mouloudji, di André fortemente la lezione di Brassens, e queste cose hanno fatto del bene alla cultura italiana.
Chez Dupont, ça durait la journée. C'était le pont qui durait toute l'année. L'examen, ça tombait comme une tête. Au matin, sans chiquet ni trompette. Quartier latin, quartier latin. Diciamo che Paoli abbraccia la poetica di questi cantanti francesi più come comportamento, come atteggiamento, cioè nel suo rifiuto verso la volgarità, verso le cose ovvie, ecco, e vuole stupire forse il borghese, le bourgeois, come si diceva, più come comportamento, perché in realtà quello che dicevano Jacques Brel e che diceva ancora prima Brassens era qualcosa di tremendo, insomma, cioè le canzoni di Brassens erano durissime nei confronti della gente normale che viveva una vita normale, appartata in provincia, eccetera. Tutto questo non compare nella canzone. Cioè, questo mondo entra invece nel mondo di Fabrizio De André, questo abbraccio caritatevole alla povera gente, alla prostituta diventata prostituta perché non si sa bene per quale ragione, eccetera. In Paoli invece, secondo me, l'atteggiamento anticonformista finisce sul suo modo di vedere l'amore. E il suo essere ribelle sta nel fatto che gli innamorati sono sempre soli. Cioè, questa è una cosa che in una canzone italiana non sarebbe mai stata scritta. Ma Paoli può scriverlo perché c'è Prévert dietro, c'è quindi questo modo un po' aristocratico di dire no, voi fate parte di un mondo che non può dividere le sensazioni che io provo, i sentimenti che io sto provando. Pochi minuti all'alba i gatti vanno via, è l'ora in cui si sente nostalgia. E vedo i piccoli caffè svegliarsi sui boulevard, la Senna che accarezza la città. E il cuore è quasi fermo e non respiro più. Una puttana ride e noi bonjour. Ci avviciniamo in fretta, ma lei è già andata via. Parigi è solamente una bugia. E bancarelle piene di quadri di Naif e tanti vetri falsi di Lalique, Galè, Sabino. E guarda i dischi vecchi, caro Paoli, ci sono pure i tuoi, te li regalo tutti se li vuoi. A cosa pensi ai dischi? Pensiamo invece a lei. Io metterei il suo culo tra i trofei, un culo bianco e tondo che non finiva mai, meglio dei paradisi di Versailles. E tu, Parigi sotto le lenzuola, e tu, Parigi con le gambe aperte, la libertà passa di là. Parigi vuole dire amore. La canzone all'inizio si chiamava Parigi sotto le lenzuola. E invece Gino, che è uno che va al dunque sempre, dice no, che Parigi sotto le lenzuola, Parigi con le gambe aperte, che infatti è l'immagine di questa torre Eiffel che vista dal basso all'alto dà questa idea, e poi dà l'idea di tante altre cose, insomma, che dice la canzone stessa. Canzone che tra l'altro non mi hanno fatto quasi mai cantare in televisione, purtroppo, e che invece quando noi cantammo a Parigi la prima volta, in un teatro a Parigi, dove c'era molta gente italiana, molto pubblico italiano, ma anche molti francesi, proprio nel punto cruciale, quando dice ma cosa pensi di dischi, pensiamo invece a lei mettere il suo culo fra i trofei, un culo bianco e tondo che non finiva mai meglio dei paradisi di Versailles, partì un applauso proprio, fu molto bello, molto emozionante, perché era molto tenera. E tu, Parigi sotto le lenzuola, e tu, Parigi con le gambe aperte, la libertà passa di là. Parigi vuole dire